Sì, è stata un'esperienza importante, un'esperienza che mi ha fatto conoscere tante altre persone nel territorio, un'esperienza che mi ha messo in contatto con i vertici regionali e con i vertici nazionali del partito. Abbiamo in questo anno portato avanti le istanze del territorio, dalla chiusura dell'autostradale alla Maremonti, agli interventi della sanità, gli interventi per le persone più fragili. Abbiamo avuto la presenza anche del ministro Locatelli. È un'esperienza assolutamente positiva, come tutte le esperienze della vita e della politica, che aiutano a crescere e aiutano a mostrare ogni giorno la passione e l'impegno che abbiamo per questa terra e per questa provincia. No, una rinuncia che non apre nuovi scenari, ho detto una rinuncia per motivi personali, perché credo che nelle cose bisogna mettere un impegno totale, costante, e in questo momento non potevo dedicare tutto il tempo necessario e adeguato al ruolo che mi era stato assegnato.